Guarda che avevamo trovato la vicino, piglia chi si trova la vicino. Ma non va bene, ecco finiamo mo'. Purtroppo non c'è un microfono per me, bene? Grazie. Allora, come dicevo, ci troviamo questa sera nello spazio laterale della nostra parrocchia per poter assistere a una nuova interpretazione di quel gruppo di attori dilettanti che conoscete bene. Sapete di chi sto parlando? I teatranti della... nel 1990, iniziando quasi per scherzo, cimentandosi in uno spettacolo di arte varia. Hanno iniziato così per scherzo per poi scoprire la passione per il teatro d'arte napoletano. Ricorderete infatti l'anno scorso, in questi tempi, l'interpretazione dell'opera Carpetta, Tre Cagiuno Frustrate. Questa sera si cimenta in una nuova commedia, per piacere, cercate di venirmi incontro. Vi prego, un po' di silenzio. Allora, dicevo, questa sera si cimentano in una commedia, una farsa in 3 atti. La farsa come autore Antonio Petit e il titolo è Sim venuto d'un carnevale, però in una rielaborazione del testo originale a cura di Vincenzo Barine. Per coloro che fossero particolarmente curiosi, Antonio Petito chi è? Dunque, il membro più illustre di una famiglia di attori napoletani dell'Ottocento. Il grande interprete della maschera di Pulcinella, così fu definito, scrisse numerose commedie incentrate sulla realtà sociale della Napoli del suo tempo. Scrisse infatti Palummella e Don Felice Sciosciamù, in scena il 24 marzo del 1876. Dunque, prima di dare inizio allo spettacolo, abbiamo 2 cose importanti da fare. Prima di tutto i ringraziamenti per tutti coloro che hanno contribuito in un modo o in un altro alla realizzazione dello spettacolo. Dunque, monete di silenzio, per piacere. Per i programmi stampati ringraziamo la tipografia di Antonio Brandi. Per i lavori di falegnameria, il signor Antonio Marzicano.
la ditta Carrella. Sulle foto di scena, lo studio fotografico del signor Lello Schioppa. Per gli addobbi in stoffa, il signor Lello Ruggiero. Ancora, per il servizio ristoro, il signor Pasquale D'Alessio e il signor Giulio Rossi. Per la fornitura di taralli, la salumeria di Alfredo Carrella. Per il servizio d'ordine, gli operatori del CAR. Per il materiale del palco, il signor Giuseppe Marino. Ancora, per l'allestimento del palco, il signor Alfonso Moreno. Seconda cosa importante da ricordare. Momento di silenzio, vi prego. Dunque, durante lo spettacolo, come avete potuto ben vedere, c'è un servizio ristoro. Il ricavato di questo servizio, in più le eventuali offerte che voi farete, speriamo sostanziose, una parte di tutto questo ricavo sarà devoluto a favore di una bambina che, affetta da una malattia che malforma le ossa della faccia, ha bisogno di un intervento chirurgico. L'ultima cosa vi pregherei di osservare il massimo silenzio, perché se siete accorti c'è una telecamera che riprenderà tutto lo spettacolo. Bene? Sei bello Peppe! Di non fischiare, vuoi mettere altri tipi di suoni durante la commedia, ma limitarci su applausi o cose del genere negli intervalli tra un atto e l'altro. Bene? Ok. Questa sera allora, signore e signori, ho l'onore di presentarvi Teatranti della Saletta, una commedia in 3 atti di Antonio Petito dal titolo Un film voluto sul carnevale. E non c'è che dire, le trovate subito una foto, le trovate. Ma che cosa? La voce, Maria, la voce. Gesù, dite pure coraggio e pazienza. Ad sapere una cosa, che a 19 anni fa, maledetto momento che mi sputai, io era una rose primavera. E qua da comprare. E vabbè, 19 anni fa, io era una rose primavera. E dopo 19 anni, mi ha fatto diventare. Mi ha fatto diventare. La rosa spampanata, Maria. Una carcioffa a pasti. Maria, no, è sempre solita musica. Ah, come la solita musica? 19 anni fa, certo vicino a me, gli tengo il latte per mano. Sono come a trascino sottile. Si disputa a me, farai a fortuna tua, a gioventù, a lavandar facile e a lavandar fatto. Che ti posso dire? Significa che quella era
la forma della stella? Ma che cosa? Non hai mai sentito parlare dei segnali delle stelle? Aspetta. Ah, sì. La Vergine, o Lione, o Toro, a Cucurella. Io succio la gallanella, ma sei proprio ignorante! E poi casomai, tranne la procurella, chi erano i segnali, i segni del carattere, che è tutto nella tua la forma della la lezione a prima mattina, ma Ma qualcosa. non messo lui. Non mi aveva trovato a te, poi più ignorante Dunque, la forma della stella. Devi sapere che ognuno di noi nasce sotto una stella a forma precisa e particolare. E questa forma sta a indicare il mestiere che questa persona farà. Non ne capita niente, Esempio, per esempio, io sarò ragionare sicuramente sotto una stella a forma di martello, guarda. E che mestiere faccio? O Mastras. E che potevo fare? A reclamare la parola forte. Per esempio, aspetta. Don Matteo secondo me va proprio sicuro. Sarà nato sotto una stella a forma di pannello, no? Una barba, tutta schiumata da carne, tutta schiumazziccata. E che fa? O barbiere. E che potevo fare? Di conseguenza, no? Conseguenza logica, tu sarai nato sotto una bella stella, stella, a forma mappina e spada e Avete soffritto sì dove un parola. facevo una bella franca di maccaroni, così mi parte di fare. Avete detto sì bella parola. Hai visto? Hai visto che pure Don Anselmo me l'ha ragione? Papà, ma tu hai visto chi è che te l'ha ragione? Da mezza lingua a caccia. Uè! Piccere! Mi sono vecchio e mi merito o supremo. Perfetto, ma tu molida, proprio la cioccolata. Mi sono vecchio e mi merito rispetto. Vabbè, scusate tanto. A proposito, papà, stamattina ho mandato a chiudere su Svizzera con mia sorella e mia figlia. Hai detto che sta cercando un scacco, sai che c'è scusato. Uè, ma raccomando, noi, dite con me, papà, non fai un presto perché qua non lo sopportiamo. Scusate, riusciamo. Proprio mo, dai! Nel momento del bisogno! Lasciate che cosa che il bisogno, Dopo andarsi una. Io faceva Opa! Che sei brutto? Portavamo a scuola. Lasciatelo la mano, facete due viaggi, arrangiatevi insomma. Chi sei brutto? E portavamo a mala scuola. E come fai? Buongiorno, dove sei io? Beh, buongiorno, buongiorno. Come state? E come possiamo stare? Il destino ci avverte, la sorte si accanisce contro di noi. I passano cuofano i guai. Ma no, quella come si può dire? È un'impressione! I passano cuofano i guai. papà, è salutando. Vabbè, che quando è passato? Comunque, che avete passato oggi? Io adesso non ho passato niente. Il guaio l'ha passato papà. Oggi no, infatti, tengo un mastri che non ricordo la banana nel amore. Se no, e la vorrei far accomodare. Se mi caccia per menaggiare. Non mi sei un mastrilla, esagerata. No,
Ma non è buon Mastrillo, sapete, per mio amore. Quello è morto da poco. Esce, non da affezionare. Ma no. Don Miserio, non facci da così! I già sono affetti per battere voi mi affliggete pure che voi! Ci si mette in macchina e tutto Perdonate, avete ragione. Lungo giornata, come vi dicevo, disse che un Mastrillo che abbonano me mia moglie, compro dei risparmi della spesa. E solo ce l'hanno risugato a statuto, che l'hanno fatto 4 fortune. 2 lapi, una coppia nata sotto a fare. Quello che fanno le sushi, nascevano 4 stelle e se nascevano pure 3 fortune. Ma no. Oggi una che disgrazia, ma no. Che disgrazia. Con l'andare del tempo si è rotta da un letto a buttare, si è sfurnata cancellata e per questo sono venuto da voi per farmela accomodare. Raccomodato! Ma l'ho dato Don Miserio Mastrillo! Quando muriate, Che differenza tra morte e vivo! Oggi stiamo, che paura che mi vita passa me. No, che facciamo i srutti? Ma che srutti? Lasciano la rispetto! No, niente! Io volevo la gittare così per la gioia! No, io devo dire no! Se non lo facciamo nulla, viene a costare meno che se noi aggiustiamo questo, lo se ne instauriamo. Oggi non vi preoccupate, non vado a spesa. L'importante che sta con Gio Mastrillo e mia moglie, oggi una grazia. E allora passate stasera e lo troverete pronto. Grazie, oggi una grazia. Non vi preoccupate. No, ci vediamo stasera, arrivederci. Au revoir. Papà, che stai chiedendo che stai venendo? Vedi come papà non fai un pezzo per non la stasera. Facci studiare fuori, le facci! Insomma, basta. Ma non volete capire che io sono un artigiano? Io sono un commerciante e devo rispettare la clientela. La cliente! Mio marito è la cliente! Ci chiamano molto maschi! Io per la cliente! Molto mi rispetti, capito? Casino! Che faccio? Perdo controlli, Perdo controlli. Che faccio? Che fai? Che faccio? Che faccio? Che fai? Mamma Lorongo! Chi se la muove? Ma facciamo un campo pure per le maglie! Adesso meraviglia, che sono salute. Oh, vero, mamma, ma che è stato? Ma andate a che non parliamo per le maglie, dove che sta? A me? Cosa hai fatto? Che ti ha fatto? Allora non ci siamo spiegati, è propriamente non avete capito. Anzi non vi state fermi, sì, e mu, pesci in faccia quando ci si dice, una pazza. Spicci da chi sta, in da tu quartiere non si può fare la discussione, che subito siamo dal Parlamento generale. A buona giornata, però viene che facete non sta bene, a sta povera fede, una volta per una cosa, una volta per un'altra, trovate sempre parire la candussa. Ha parlato pure la difesa. E ogni tanto ci va pure. Donna Isabella, guarda, con umiltà, per favore. Mandricato un po' greco, torno a Con venite e torna mia moglie. C'ho le cose.
fischiava. Che ride! Ma! Che non vedi la strascia bancariera che non faccio sapone va a fare! Razza! Ma sta di scioppa! È pessimo, finita! Ma voi non mi volevo offendere! Sono uscita a cantare, poi è venuta a parlarci! Papà, facite Non faccio ma voglio, non faccio io! Shampoo e capello gratis per una settimana. Ma non devo pizzicare da loro! Non lo fare io! E facciamo 2 giorni, ma faccio crescere il cazzo. Facciamo pace, va, sono da già fa pro shampoo da settimana veramente, dai! Facciamo stare! E che è pure lui, mamma! Quando la mia si spiace, non mi vende tempo che hanno la mamma fa festa! E poi, mamma, stanno tutto quanto che hanno voluto bene! Io mi metto pro! Sì, sei d'accordo? E vabbè. Ma giusto perché non ci trovato ancora nessuno, Vabbè, facciamo pace. Ha ferrato! Scusate un po'! Abbracciato! Ah, così! E allora, per il vostro sfiziamento e questo ciore piccerello, noi molesto, ma cantiamo una bella canzoncina. Adesso che viene Don Miserino, ci facciamo una bella canzone pure qui. La guagliona mi ragiona panziato, peggio è davanti a seta una vita, longo, Amen, amen. Non mi sei basta. Ma che nulla poi? Non hai cominciato neanche l'opera del tavolo, oggi no, io vi volevo pregare di farmi un'altra grazia per cortesia. E vai a domandare, Oggi no, prima che sono stato a casa, oltre tutto, oggi visto pure una Oggi no, quindi vi volevo pregare un mastrino. Se voi potete fare poco più pronto, in modo che oltre tutto ci trasse una purezza con l'oggi sacra. No, il Vangelo ci cruo, è peccato i muri. A così ci fai chiuttando. Ci tratta nei soli, e zocco, e pure gli
ma strilla trip rullotte dopo G. Mi ama Bonne Lorenzo, e l'anima di mia moglie deve pregare per loro, con l'anima di questa brava gente e per tutto prossimo cristiano, per chi ci va male e per chi ci va bene, per chi ci va male e per chi ci va bene.